Grazie Presidente. Signor Ministro, ancora una volta parliamo di esodati. Come è noto ci sono stati una serie di provvedimenti di legge che hanno previsto la soddisfazione delle problematiche relative a circa 120.000 esodati e è stato accantonato, la copertura per questo intervento è stata prevista in quasi 10 miliardi di euro. Ora, da fonti della Ragioneria Generale e anche richiamate, discusse nelle commissioni competenti, da ultimo anche la Commissione Bilancio che è tornata su questo argomento, emergerebbe che questa somma sia assolutamente esorbitante rispetto alle effettive necessità, addirittura che possano essere risparmiati 4 o 5 miliardi di euro. Noi vorremmo chiederle e sapere da lei finalmente una precisazione su questo aspetto che riguarda le somme che sono state messe a copertura. Grazie onorevole Borghesi. La parola al Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda. Signor Ministro, prego. Signor Presidente, onorevoli interroganti, rispondo su una domanda così circostanziata, avente contenuto finanziario, sulla base di elementi che mi sono stati forniti dall'ufficio legislativo del Ministero dell'Economia. Gli oneri citati dagli onorevoli interroganti, che ammontano a circa 9,7 miliardi di euro, sono relativi a due diversi blocchi di provvedimenti con i quali è stata trattata la materia. Il primo riguarda gli interventi adottati in materia di salvaguardia dei lavoratori in applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento che risultano dagli diversi articoli del decreto legge 201 del 2011, dal decreto legge 216 sempre del 2011 e infine dal decreto 95 del 2012 e dalle rispettive leggi di conversione. Che questi provvedimenti hanno dato origine a due decreti ministeriali di attuazione rispettivamente del 1 giugno e del 5 ottobre 2012. Il secondo blocco di provvedimenti riguarda gli oneri che deriverebbero dall'estensione della salvaguardia prevista dall'emendamento 8.500 presentato dai relatori alla legge di stabilità che è attualmente all'esame di questa Camera. La parte più importante della cifra, i 9,7 miliardi, è naturalmente associata ai 3 decreti legge che ho ricordato. Sulla base degli elementi che sono attualmente a disposizione della Ragioneria Generale dello Stato, non risulta alcuna eccedenza di risorse rispetto alle esigenze di finanziamento degli oneri derivanti dalle tutele previste dalle predette disposizioni. Le eventuali economie, se mai ce ne fossero, potranno essere accertate solo in fase di consuntivo. Grazie signor Ministro. Ha facoltà di replicare l'onorevole Borghesi, prego. Signor Ministro, è proprio il caso di dire che su questo tema il Governo sembra brancolare nel buio, perché se dopo quasi un anno da quando i provvedimenti sono stati presi ancora non siamo in grado di fornire numeri, non semplicemente dichiarazioni di carattere qualitativo, vuol dire che la Ragioneria Generale dello Stato, l'INPS, tutti coloro che devono concorrere a definire questi numeri non sono in grado di farlo, e questo è gravissimo. Su questo tema abbiamo impiegato mesi per sapere i numeri degli esodati e ho la sensazione che ci vorranno anni per sapere esattamente quanto costino. E questo, mi permetta di dirlo, è assolutamente inaccettabile, perché
le fonti che io le ho citato, e vorrei dire che lo stesso sottosegretario Polillo in Commissione Bilancio aveva detto e aveva assicurato che prima di votare l'ultimo provvedimento, che provvede semplicemente ad aggiungere altre 10.000 persone, quindi assolutamente insufficiente ancora rispetto alle necessità e ai bisogni di coloro che sono senza pensione, senza lavoro e senza entrate con le quali provvedere alla loro vita in questo momento. Voglio dire, lo stesso sottosegretario Polillo alla fine non è riuscito a dare neanche un numero. È, signor Ministro, inaccettabile. La Ragioneria Generale dello Stato deve essere in grado, dopo questi mesi, dopo che una commissione ha esaminato tutta la situazione, deve essere in grado di dirci con certezza quante sono le persone e quanto costeranno, perché ove fosse vero che c'è un esubero, anche fosse soltanto di 100 milioni, quei 100 milioni sono stati richiesti a persone che hanno difficoltà oggi ad andare avanti e a sopravvivere in una situazione economica gravissima come quella attuale. Grazie.